dopo il botta e risposta tra maggioranza ed opposizione sull'aumento delle aliquote IRPEF e IMU da parte del Comune di Padova. Anche i commercianti criticano gli aumenti. Non è questo il momento di alzare le tasse, sottolinea Flavio Convento, presidente vicario di Confesercenti del Veneto Centrale. Sicuramente è un momento economico molto difficile, quindi quando noi parliamo di aumento di tasse, come è stato fatto anche nel Comune di Padova e si sta parlando anche a livello regionale di un aumento dell'IRPEF e per quanto riguarda il Comune di Padova anche l'aumento dell'IMU, diventa un problema. Diventa un problema per i cittadini e per il commerciante. Sicuramente è un periodo economicamente difficile per tutti, dovremmo cercare di superare il momento. Io capisco che bisogna risanare i bilanci dei comuni anche perché c'è stato un taglio a livello nazionale, resta un problema anche i bilanci dei commercianti perché sicuramente c'è una riduzione di consumi e quindi le persone spendono anche meno e i bilanci delle piccole attività diventano sempre più problematiche, quindi dovremmo capire anche come risolvere questi problemi.